adesso proviamo a conoscere qualcuna di queste donne. Dalla quarta giornata, novella numero 7, l'argomento del giorno: pronta parola salva la vita. Ascoltiamo la novella da me titolata La ragioni delle mucchieri. Ascoltiamo dalla nostra amica Rosalba Schillaci, bravissima poetessa, come si difende e quali ragioni porta al giudice Madama Filippa. Lo giudice la tagliava e vedendo lasciar bene rimanere digni di magna considerazioni, a così come attestava lo suo coraggioso, ebbe compassione d'ira. Persuaso che la Carusa era pronta a confessare il zoppo che per lo suo onore di giudice era obbligato a conoscere, per certo, dopo, il avesse stato forzato a condannarla a morte. Ora si ragionava già idro, a così non poteva fare a meno di interrogarla sopra il fatto che ci avevano accollato e ci domandava: Madama, come potete vedere, Cacciarinaldo, vostro marito che si lagna di voi e vi querela, palesa di avere giovato il peccato di carne con un altro masco. A causa di questo disonore che ci avete procurato, il s'appilla alla legge che vuole che la femmina che tradisce lo sacro vincolo dello matrimonio lo castigo e la condanna a morte. Ma io non posso dare un bel giudizio se voi non confessate i fatti. Perciò facete bene attenzione a ciò corrispondete e decidimi se è vera la macchia di cui vostro marito mi fa colpa. Filippa, senza scomponersi niente, con voce geniosa rispondeva: Cillenza, sì, vero è, e non me lo sdegno che Rinaldo, mio marito, la notte passata mi trovò una livrazza di Lazzarino. Voscenza per sapere che io a sto picciotto porto un amore completo. Non mi sdegno manco che io passato dietro a un gemuttati. Sono certa, messere, che Voscenza sape come la legge di essere giusta aveva ad avere lo stesso valore per tutti e aveva ad essere divenuta con l'consentimento di tutti gli libri a cui si riferisce. Ma non è stata così questa legge, sfavorevole solo alle poveri femminelli che meglio di uomini in questo caso avessero potuto fare l'ordinamento. Non solo, Piuta, a nulla femmina è stato mai domandato lo parere e nulla femmina è stato mai interrogata per consiglio. A causa di tutto questo, con ragione si può dire che questa è la legge caina. Se poi Voscenza, signor giudice, vuole portare a compimento sto ordine per il danno di come corpo e di l'arma vostra, facete come un più vi piace. Ma prima di ir avanti con la sentenza, vi prego di concedermi la finezza, di spiegare a mio marito se ogni volta e per tutte le volte che ci piaceva, io maniata dico, ma sa nunca l'accontentavo sempre a puntino, a così come desideravo. A sta supplica, Rinaldo, senza aspettare che il giudice ce lo domandasse, la appellava spunnio, che in coscienza, chida era la verità. La moglie aveva dato sempre soddisfazione a tutti i sospini. La madama, lesta replicava: allora, vi domando in cillenza, se mio marito ha picchiato di mia, so quel che bisognava e tutto quello che ci piaceva, io che cosa andavo a fare? Cosa andavo a fare di superchio? Che avanza, la verità radicale. Non è stato meglio assai allora
Bambini, Luciabucco, alle Quaccioventi o la Salla del Mare. Avevano venuto per assistere all'interrogatorio di Madama Filippa femmina tanta ammontuata, quasi tutti i fratisi, che si intendono la risposta assai succosa, dopo tanti risatoni, assai cruciali che la signora aveva parlato buona e che aveva ragioni. Avanti che ognuno tornava alla sua casa, lo potestava si mutare da legge super chiusa. La lasciava solo per caschiare i femmini che andavano i mariti per denari. Rinaldo, a conclusione, arrestava un ciunato e segno ribummato, mentre Filippa, libera e contenta quasi di lo fuoco di lo castigo vissuta a nuova vita, se ne tornava al suo palazzo, vittoriosa. Ora sentiamo cosa succede la mattina dopo. È come se la cava Chiclibio. Ce lo racconta Antonino Magri, presidente del gruppo Marranzato. Quando la sera fu servuta al messere Corrado al suo ospite l'agro, appena lo messere vitti che la certo ci mancava una coscia, ma la ligliata per subito fece chiamare un monzone e ci domandava una volta da finire l'altra coscia. Chiclibio, ma non c'è, rispondeva: Domini, ma le gru, non sulla coscia hanno, che non sulla gamma. Ma che diavolo maledicendo, come si arriva che le gru hanno una sola gamma e una sola coscia? E chi? E chi sta la prima che vedo? Usciava arrangiato Corrado. E Chiclibio, con la faccia di impigna, si chitava: Messere, a così è proprio come un venivo. E quando volete ve lo dimostro con le gruttili. Corrado, per rispetto allo forestiere, la tagliavo già. Solo replicavo: visto che me lo puoi dimostrare che le gruttili, cosa che io non avevo visto e che non hai atteso mai, il suo portento me ne voglio accertare domani mattina. Io sono contento, ma ti dico pure che se tu non è così, ti faccio dare una tale fraccata di legnate che te la ricordo per tutta la vita, se tu ci cambi. Finiti dentro sera le parole, la mattina dopo, con la prima luce, Corrado, che nonostante la nottata non aveva digeruto la raggia, ancora unchiato, su sussio e comandò di portarci un cavallo. Fece montare a Chiclibio sopra un cavallo vecchio e si dirigeva a Ghirnacimara, un di capomattina passavano sempre di troppo, e disse: ora siamo alla verità e potevamo sapere qual è e potevamo sapere quella sera aveva ragione. Chiclibio si vedeva perso, tanto più perché lo suo patrone era sempre sentiato forte, non sapendo come fare a riconoscere la monsignoria, e aveva Corrado tutto scantato e potendo se l'avesse sdegnato, ma non lo poteva fare, e si furriava a guardare di tutti i lati, però vedeva solo la gente che stavano dritta sopra Tozzano. Erano quasi arrivati vicino allo sciume, quando Chiclibio per primo vide 12 gru che si riposavano sopra una gamma sola, a così come fanno sempre sta gente quando dormono. Prontamente le mostrava a Corrado: guardate, Domini, so come diceva ieri sera, risponde la verità. Perché se tagliate il gru da sotto, voi stesso potete vedere con l'occhio vostro che hanno una sola coscia. Disse Corrado: aspetta che ora da un mostro che danno due.
e avvicinati dalla cerchia usciò wow, wow! A due grido ritrò tirato a fare un'altra cosa e cominciava a correndo si disse alla console. E allora che te ne pare, babbone? Ti pare che ne hanno una o due? Chicchibio non ha picchiato lo stesso, non sapendo di onde venivano due parole, replicava. In serio, sì, ragione avete, ma di sicuro voi non ci cuciaste uomo a quinta di ieri sera. Se l'avessero fatto, io ti avessi dato a fare l'altra coscia, proprio come hanno fatto questi. A Corrado stava risposta ci piaceva assai, tutta la corna si ci tramutava in allegrezza e sentenziava: Chicchibio, ragioni hai, non ce l'avevo a fare, uomo! A così, una risposta pronta e soffusa, calata forse da lucerna, Chicchibio si scansava di dramma l'avventura e si appasciava con lo suo messaggio. Vediamo cosa succede in effetti alla partenza del furbo cavaliere. Ce lo dice la nostra amica Rosalda. La madama non faceva altro che pensare alle parole di un innamorato, all'ubello cavallo di parato dato per reale. E vedendo allo spesso lo zima passare e spassare davanti alla casa, disse: che faccio io? Perché lascio mucchiare così la picciottanza mia? Mio marito, signio, e per 6 mesi non torna. Quando me lo rimborsa sto bello tempo perso? Quando sono vecchia? E poi, quando non c'ho più un amante galante come allo zima? Io sono sola e non hai a dare conto a nulla. Perché allora mai a privare di sto spasso mentre lo posso fare? Ogni mi capita che una fortuna comacchista. So falso, non lo sa venuto né ora né mai. E magari si viene a sapere. Io penso, è meglio fare e pentirsi o non fare e pentirsi per il resto della vita di non aver fatto? Picchiato sto consiglio di giustizia appena potti, mise il tutuvaghi alla finestra, così come aveva pacchiato con lo zima. Quando lo picciotto passò di lasciata e vide il tutuvaghi più contento alla scurata, si divina alla porta del giardino che trovava aperta. Dopo, passò di un'altra porta, c'era la madama che l'aspettava. Come la madama lo vide, ci all'incontro e ci feci festa assai. Io, abbrazzando e basammo la 100.000 volte ci appizzò da presso, su, per le scale. E senza perdere altro tempo, si era a corcare, assaporando le pizze che forni di amore. Sta prima volta non fu manco l'ultima. Mentre lo cavaliere era a Milano e pure dopo la sua venuta, lo zima, la signora, ci tornò tanti e tanti altri voti ancora, con grande delizia di tutti e due le parti. Grazie. E questa è la dimostrazione che uno era e uno è. Allora, chiudiamo questa bella serata ringraziando il Comune di Catania nella persona del dottor Stancanelli per averci accolti in questa biblioteca diventata un centro di grande cultura. Ringrazio l'assessore allo sport, allo spettacolo di Gravina, Patrizia Costa, per avermi dato il piacere di averla qui questa sera.
capo di gabinetto del sindaco di Gravina, Marco Rapisarda. Ringrazio Sandro Privitera, presidente del Circolo Culturale Vincenzo Paternò Tedeschi, il presidente del gruppo Marranzato Antonino Magri, la amica poetessa Rosalba Schillaci per aver e ringrazio pure Don Felice Buongiorno, che lui di solito quando riceve un invito dice sempre io non vai a Lugapanna, stasera l'abbiamo vinto. Dov'è? Lui che è il nostro fotografo del nostro- territorio ringrazio il cameraman e il fotografo questa sera. E ringrazio tutto il pubblico, tutti gli amici intervenuti, affettuosamente a tutti, grazie.